Venerdì 5 aprile, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. I nostri argomenti, il servizio sanitario in crisi con un appello importante da parte dei medici, come evitare le ustioni quando facciamo i barbecue durante le feste e poi la siccità, ci salveranno i dissalatori oppure ancora che fare? Ma cominciamo con la cronaca, c'è un'ultima ora, 12 persone sono state arrestate a Milazzo con l'accusa di traffico e detenzione di droga e il sodalizio criminale che operava tra Messina e Torregrotta era dedito allo smercio di un po' di tutto, cocaina, crack, hashish, marijuana. È stato sequestrato un ingente quantitativo di droga, appunto. Torniamo sull'SOS siccità. Dopo un inverno quasi senza piogge, gli agricoltori e gli allevatori sono in ginocchio, protestano, chiedono il presidente Schifani ha chiesto lo stato di emergenza nazionale, ma per il comparto non basta, all'orizzonte si annunciano altre proteste, ne riparleremo intorno alle 9 con un approfondimento nel nostro programma. Intanto vediamo il servizio. Queste immagini, una dello scorso anno, l'altra di adesso, la differenza è lampante. Oggi di verde non c'è nulla. In Sicilia la siccità diventa sempre più un problema. Per toccare con mano questa emergenza siamo andati in un'azienda agricola del Siracusano. Anche qui a Palazzolo Acreide è piovuto davvero poco, questo campo doveva essere per il foraggio, invece è così. Ha più di 2 mesi che non piove e questi sono i risultati. Questo era un campo di foraggio per gli animali che da 500-600 euro di spesa non può produrre a zero. La situazione si fa sempre più critica. La mancanza di acqua sta mettendo a dura prova tutto il comparto. Dagli allevamenti da carne a quelli da latte non ci sarà produzione. Dobbiamo sempre importare tutto dall'estero con costi elevatissimi. Che la situazione sia drammatica lo dice anche Schifani. Proprio poche ore fa il presidente della regione ha chiesto lo stato di emergenza nazionale, ma secondo chi lavora nei campi la politica dovrebbe fare molto di più. Ci daranno delle sovvenzioni fra 2 anni, oggi ci servono perché siamo in crisi totale. Ci sono aziende che stanno chiudendo, che stanno mandando gli animali a macello perché non possono più sostenere le spese. Farete altre proteste? Sì, le faremo, continueremo a fare proteste perché qualcuno, o la regione o lo Stato o la comunità ci deve aiutare perché siamo in crisi e in perdita totale. E così, tra razionamenti d'acqua nel palermitano, dissalatori e inviti a moderarne i consumi, si pensa già a cosa potrebbe accadere in estate. Intanto siamo ancora in primavera e la siccità impera. E vedremo anche con i quotidiani tra poco con Angelo Gagliano che cosa dicono. Intanto passiamo da un'emergenza all'altra perché c'è anche l'allarme incendi in Sicilia con i vigili del fuoco che sollecitano interventi e l'istituzione in tempi utili di squadre boschive in modo da arrivare presto e evitare che gli incendi dilaghino. Il dito è puntato contro appunto la mancanza di prevenzione. È già emergenza incendi e siamo soltanto all'inizio di aprile. In una Sicilia arsa alle prese con la siccità e la crisi idrica, un'altra emergenza è alle porte per un problema irrisolto che si ripete ogni estate. E alla vigilia dell'estate, come sempre, si leva alto il grido d'allarme dei vigili del fuoco alle prese con croniche carenze di organico e con problemi strutturali e di mezzi in tutti i distaccamenti siciliani. Non le manda a dire Carmelo Barbagallo, coordinatore regionale USB Vigili del Fuoco. Noi come Vigili del Fuoco e come organizzazione sindacale non possiamo ammettere che i Vigili del Fuoco arrivino allo stremo e poi si intervenga, ricordando che l'esclusiva del soccorso tecnico urgente è solamente dei Vigili del Fuoco. I Vigili del Fuoco fanno soccorso tecnico urgente, rischiano quotidianamente per gli interventi e per la grande mole di lavoro che c'è nel territorio. Barbagallo sollecita l'attivazione delle squadre boschive e naturalmente in tempi utili. Noi come Vigili del Fuoco non possiamo aspettare e accettare che prima accada l'evento, così come ogni anno dove c'è la distruzione totale nel territorio per la mancanza di prevenzione e messa in sicurezza, e poi si aggiungono squadre ulteriori nel territorio. Primo caldo e primi interventi sull'Etna con incendi di
di macchia mediterranea nella zona di Pedara, frazione di Tarderia, e a Zafferana, dove è stato necessario l'impiego di un Canadair. A Messina intanto cresce la protesta dopo la pubblicazione degli avvisi per gli espropri in vista della costruzione del ponte sullo stretto. Ieri al comune c'è stata l'assemblea dei residenti, non solo di Torrefaro, che è un po' l'epicentro di questa situazione, ma anche di altre zone della città interessate, anche un po' più distanti dai punti della costa. Vediamo. Sto vivendo un momento di incazzatoria terribile, non è dramma il mio. La casa non me la potranno togliere perché non faranno nulla, io sono convinta che non faranno nulla, perché è tutto sbagliato, tutto quello che hanno fatto, progetto, tutto, stiamo facendo tutte le controdeduzioni, insomma se la dovranno vedere con noi. La casa della signora Mariolina è a Torrefaro, proprio sullo stretto, una di quelle che vedete in queste immagini. Stamattina era presente anche lei al comune di Messina per un'assemblea degli espropriandi indetta dal comitato Invece del Ponte. Espropriare in questa maniera, in maniera selvaggia, una zona come Torrefaro, dove dovrebbero andare via centinaia di famiglie, è veramente pazzesco. Io personalmente, se la mia casa dovessi darla ad una cosa veramente utile, un ospedale, un ricovero per anziani, un ricovero per bambini disabili, gliela darei molto volentieri, perché non si tocca lo stretto non si deve toccare. Di trovare quella strategia giusta per fermare questo delirio pontista, perché noi, non noi sole le gli espropriandi, quasi l'intera collettività lo vede come un delirio. Sale la mobilitazione, soprattutto perché molti hanno compreso come ad essere interessate non ci sono solo le case di Torrefaro, ma intere zone, anche in pieno centro città e nella zona sud, tanto che si preparano già i ricorsi. Certamente ci sono profili di violazioni di legge evidenti, ma ci sono altrettanto evidenti violazioni di norme costituzionali e della normativa europea, per un decreto legge che ha risuscitato un progetto ormai morto e archiviato, che lo ha fatto tornare in vita senza fare gara, ma moltiplicando i costi al di là delle norme europee. E adesso vediamo con Angelo Gagliano la rassegna stampa siciliana. Allora, bene così, cominciamo proprio dalla Gazzetta del Sud e dalla vicenda Ponte, perché è proprio in prima pagina, vedete il titolo: Ponte, i cantieri legati agli espropri, le associazioni troppi dubbi, impediamo che venga realizzato. Questo è il motto della protesta. I tanti interventi previsti sul territorio da nord a sud determinano l'elevato numero di procedure. Questo dunque per il ponte, visto che ci siamo, restiamo chiaramente sulla Gazzetta del Sud. Alta tensione sindacati e azienda, ombre dietro i successi di ATM, e leggiamo qualcosa in più. A Messina le accuse dei dipendenti, dall'eccesso di straordinari al pugno duro nei provvedimenti disciplinari, da alcune miracolose progressioni di carriera alle tante cause perse dall'azienda in tribunale. Diversi temi cari che sono affrontati ieri al comune di Messina. E poi Messina Ambiente ha all'incanto citato in giudizio il comune, causa civile al Tribunale di Palermo. Questa è dunque la notizia. E poi a Venetico, siamo chiaramente nel messinese, uccise l'amico, per 20 euro è stato condannato, questa la sentenza. E poi c'è anche un richiamo alla siccità. C'è il pressing della regione per convincere Roma a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Questo per quanto riguarda la Gazzetta del Sud. E vedete all'interno la Gazzetta ha una pagina dedicata proprio a questa piaga davvero di quest'anno, la regione sulla siccità in Sicilia. Roma ci aiuti o sarà un disastro, poca acqua negli invasi, agricoltori in ginocchio, azienda al collasso, già calcolati danni per 1 miliardo. L'assessore Luca San Martino dopo la richiesta dello stato di calamità. Questa è dunque la Gazzetta del Sud. Adesso lasciamo la Gazzetta, siamo alla Sicilia di Catania, e vedete sulla prima ci sono diverse notizie. Intanto questa mini sanatoria, sanare mini abusi con il salvacase, questa è l'ultima idea di Salvini.
difformità interne, Salvini punta a mettere in regola milioni di unità immobiliari perché tornino sul mercato, questa è la sua idea. E poi ancora, vedete, la Premier in qualche modo è una risposta al vice Premier, Meloni alla Lega, basta bandierine o torna la sinistra. Insomma, dice, bisogna tenere attenzione qui, essere compatti, perché altrimenti rischiamo. Lo scandalo di Bari, quello certamente oggi lo troveremo su tutti i quotidiani, travolge l'assessora dei Dem, nuova inchiesta, salta l'asse tra il Partito Democratico e 5 Stelle ed anche la Santanchè dribbla la sfiducia. Poi, questa è una notizia più leggera sicuramente, perché questo ciak si spera, che cosa significa? Significa che la Sicilia fa gola alle produzioni, numeri da capogiro dell'indotto e per la destagionalizzazione l'ipotesi di tariffe d'imbarco light. Queste sono alcune delle idee. Poi ancora, ieri è stata una giornata completamente, diciamo, di ripresa, anzi ci sono stati tantissimi sbarchi a Lampedusa, perché il bel tempo favorisce il ritorno chiaramente dei barchini in mare e i salvataggi. Sbarchi di migranti, le accuse delle ONG, i tunisini sparano sui barchini. Ieri ce ne sono stati degli episodi, li abbiamo raccontati anche nel telegiornale della sera. Il max ingorgo sulla 19, cioè sulla Catania-Palermo, si ribalta il tir, traffico deviato verso Enna, code, pensa, di 20 km sull'autostrada. È stata veramente una giornata da incubo per gli automobilisti. Allora, adesso siamo direttamente sulla pagina, sulle notizie che arrivano da Catania, perché è stata trovata una casa di spaccio high-tech. È scattato il blitz dei carabinieri, 3 arresti, 2 sono minori, irruzione al secondo piano di un palazzo di via Alonso e Consoli. Vedete, c'era un sistema per monitorare tutto, sopra il tavolo bandito con le varie tipologie di droghe in vendita nell'appartamento e sotto c'era il megaschermo dove i pusher controllavano le immagini trasmesse dalla videosorveglianza, quindi avevano il controllo totale. E poi ancora, il puzzle dell'incendio al bar, il titolare esce dalla rianimazione, la notte di fuoco al lungomare. E poi ancora, concorso esterno, leggiamo, era a disposizione dei boss di Picanello, condannato a 11 anni. Questo per i fatti strettamente legati alla città di Catania. Poi gli sbarchi a Lampedusa, spari dei tunisini, alta tensione in mare, le ONG accusano armi usate contro i naufraghi, recuperato il corpo di una donna annegata. Siamo adesso ancora sulla Sicilia per occuparci di una vicenda che riguarda chi chiaramente viaggia sull'autostrada Messina-Catania, la 18, e sarà chiuso fino al 1° di giugno lo svincolo per Catania. Attenzione a Taormina. Lavori di manutenzione sulle 2 gallerie della 18. Chi deve raggiungere il capoluogo etneo dovrà andare a Giardini, quindi non è da poco questo problema, perché andrà avanti sino al 1° di giugno. Svincolo chiuso dunque sulla 18. Lasciamo la Sicilia. E adesso andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia. Il ritorno della grande sete, vedi, questo è il titolo scelto invece dal Giornale di Sicilia. Le drammatiche previsioni della regione: a fine estate danni stimati per 2,5 miliardi a coltivazioni e allevamenti, e da oggi l'acqua sarà razionata a Palermo, quindi la situazione comincia a diventare davvero complicata. C'è la caccia ad autobotte e recipienti, iniziano i preparativi per la crisi. La Coldiretti scarseggia pure il foraggio per gli animali, lo abbiamo visto nel servizio prima. Creare nuovi bacini sfruttando tutti i fiumi. Questa è un'intervista a Davide Viaggi, che è docente a Bologna. E poi ce ne siamo occupati ieri nel telegiornale, un caso shock a Caltanissetta. È stato affidato ai genitori adesso, stalking contro la ex con le foto intime, arrestato un ragazzo di 16 anni. E poi i rifiuti dopo le feste, la raccolta va in tit, siamo a Palermo.
La rapina a Fanno, di nuovo cumuli per le strade, segnalazioni dal centro fino alle periferie, l'azienda a Pasqua e Pasquetta, personale ridotto al 50%, adesso schierate squadre aggiuntive. Abbiamo il tempo per vedere anche la fotonotizia in prima pagina, perché si vede al lavoro il nuovo allenatore del Palermo, Mignani, un debutto di fuoco, calcio, domani a Barbera arriva la Sampdoria, i blucercati in forma, vengono da 4 successi di fila, ieri c'è stato il primo allenamento, probabile un modulo che possa proteggere meglio la difesa, tifosi tiepidi, prevendita dei biglietti a rilento, quindi evidentemente a Palermo non c'è in questo momento grande fiducia nella squadra rosanero. Fra poco vedremo anche qualcosina di sport nel dettaglio. Poi ancora sgombero e multe nei beni confiscati, l'ordinanza riguarda 100 famiglie, l'opposizione innescata, una bomba sociale. Vediamo un po' di cosa si tratta. Un centinaio di famiglie che occupano abusivamente i beni confiscati sono a rischio sgombero. L'Agenzia Nazionale ha dato il via libera alle ordinanze che sollecitano chiaramente lo sgombero. E poi il caso della imprenditrice anti-racket occupante irregolare, ancora nelle pagine interne, sempre sulla prima pagina di Repubblica Palermo. La costa sud è un miraggio, a rischio 60 milioni del PNRR. L'ultima previsione per l'inizio dei lavori era giugno 2024. Di sicuro la tagliola per il completamento dei cantieri e la trasformazione della costa sud è la scadenza del giugno 2026, ma nel vecchio litorale dei palermitani non si è ancora mossa una pietra, quindi è tutto fermo al palo. Ancora sulla prima pagina c'è una denuncia che magari andremo a vedere meglio nelle pagine interne. Corsi di spagnolo online, spunta un'altra truffa. Insomma, a Roma dicono te pareva. Ce n'è una al giorno, e allora visto che ci siamo cerchiamo di capire qualcosina di più di queste vicende. Vediamo un po' se riusciamo a vedere intanto il miraggio della costa sud, i lavori non partono, in bilico un piano che vale 60 milioni. E ancora vediamo, eccolo qui, i corsi online per l'attestato di spagnolo, le certificazioni sono carta straccia, un centinaio di persone sarebbero state raggirate dall'istituto Remirez dietro il pagamento di una retta di 650 euro per 2 mesi di lezioni. Staremo a vedere che cosa succederà. E poi abbiamo detto un appendice di sport, Mezzala dietro le punte, addio agli esterni larghi, ecco i rosa di Mignani. Queste sono le nuove novità tecniche e tattiche del nuovo allenatore. La favola di Costantino, il bomber che ha regalato di fatto la Coppa alla Catania, vedete la sua esultanza dopo il gol. Ho pensato come sarebbe stato con 20.000 persone, ma quel boato l'ho sentito lo stesso. Il suo racconto, facciamo vedere anche il Messina con l'obiettivo salvezza in testa, Ortisi ha lavorato in gruppo, lì ancora a parte, principali dubbi a centrocampo per la sfida che chiaramente metterà di fronte in Messina al Monterossi. Bene, ci fermiamo qui per la rassegna stampa siciliana, fra poco quella nazionale, state con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, diamo un'occhiata ai quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. Allora, sui quotidiani nazionali i temi essenzialmente sono due. Intanto quello che è successo chiaramente a Bari e poi le vicende di carattere internazionale con le guerre in Medio Oriente e in Ucraina. Arresti a Bari, rotto l'asse PD, Movimento 5 Stelle. Questo è quello che scrive la Corriere della Sera. Salvini lancia la pace edilizia per l'irregolarità, l'opposizione condono mascherato. Questo è quello che dicono le opposizioni. Poi ci sono proteste delle regioni per i tagli alla sanità e non è passata la sfiducia neanche per la Santanchè, grazie proprio al partito di Renzi che ha appoggiato, cioè anche grazie al partito di Renzi. Poi Biden a Netanyahu, la rabbia per Gaza, tutelare i civili. Fotonotizia con questa caduta
Paesi Bassi. Impressionante, coinvolti tantissimi diciamo big del ciclismo, la terribile caduta dei campioni, attimi di paura ieri praticamente nei Paesi Baschi, lo schianto terribile dei campioni in discesa in curva a tutta velocità a 35 km/h. Ci si fa malissimo. E certo, questa è la rovinosa caduta dei campioni al Giro dei Paesi Baschi in maglia gialla. Poi ci sono una serie di chiaramente ciclisti che sono rimasti coinvolti e davvero rischia adesso per il proseguo anche della stagione per alcuni. Allora, abbiamo detto del titolo principale, allora cerchiamo di vedere come lo trattano i giornali stamattina. Scambio tra soldi e voti, a Bari salta il campo largo, i PM consensi comprati per 50 euro. Ah, 50 euro. 50 euro. Ecco. Tra gli oltre 70 indagati, un assessore regionale dei Democratici, 8 sono le persone arrestate. Questo è quello che scrive il Corriere. Poi Repubblica, voto di scambio, arresti in Puglia e Conte fa saltare le primarie a Bari. Questo è Repubblica, che poi vedete il PD sulle Cese, 5 Stelle con la Forgia, ex alleati divisi alle urne di giugno. C'è anche il Giornale che stamattina si occupa della vicenda. Voti comprati in Puglia, si dimette assessore a Dem, arrestato marito e sindaco. E ancora non abbiamo finito perché c'è anche il Messaggero, Puglia, indagata assessora della giunta Emiliano, voti comprati per 50 euro. Un po', insomma, il tema è davvero sempre quello. Le altre notizie che abbiamo già visto comunque anche sulla prima pagina del Corriere, il contropiede di Salvini, divisioni nel governo, perché cosa significa? Il vice premier leghista propone un condono casa. La Premier spiazzata, non conosco la norma, non posso giudicare. Non gliel'aveva detto? Assolutamente no. E prepara un viaggio negli Stati Uniti dopo le europee per andare da Trump. Meloni, ok, alla elezione diretta del capo dello Stato. Questa è nuova, l'elezione diretta anche del capo dello Stato. Sì. Maxi frode sui fondi del PNRR usati per comprare ville, supercar e gioielli. Insomma, c'è veramente di tutto. Intanto, come vedete, qui la notizia rispetto a quello che abbiamo visto sul Corriere non è, diciamo, messa in grande evidenza, però niente primarie per le comunali. A Bari Conte rompe il campo largo, non vedo le condizioni, c'è l'ira del PD. Poi quello che succede all'estero, Biden a Netanyahu, Gaza urge la svolta, proteggete i civili. Cuba, la base cinese spia gli USA sull'isola di Fidel, e c'è un'ipotesi in atto, Kiev nell'alleanza dopo la resa. Quindi insomma ci sono scenari che si vanno a delineare. Ma dopo la resa mi pare però insomma, vediamo un po'. Curioso. Vabbè. Attenzione, perché qui invece parliamo della Luna. Vediamo un po', dilemma della NASA. Che ore sono sulla Luna? Questa è la domanda che si pone la NASA. La Casa Bianca chiede di stabilire un fuso orario. È giusto, anche lì si deve sapere. Gli scienziati a questo punto ci daranno prima o poi una risposta. Il fuso lunare. Il fuso orario della Luna. Adesso andiamo a vedere un po' di altre prime pagine, considerato che abbiamo sviluppato qualche tema già. Allora, la prima della Repubblica l'abbiamo vista, siamo sulla prima della Stampa, che ha in primissimo piano i tagli alla sanità. Le regioni sono in rivolta, c'è il mini condono elettorale di Salvini e per l'80% delle case. Ecco, tra poco, scusa ti interrompo, perché tra poco ci sarà il presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, proprio per parlare. Parleremo allora dei problemi della sanità, il gelo della Meloni. Non ho letto la legge a proposito di questa nuova mini sanatoria. I governatori pronti a ricorrere anche alla consulta, dalle liste d'attesa al PNRR, tutte le promesse mancate, quindi c'è un focus su quella che è la situazione in questo momento nel nostro paese. Attenzione poi, perché c'è il Medio Oriente che tiene banco, la CIA avverte Israele, Iran pronta all'attacco, Biden Netanyahu, basta vittime civili. Poi ancora c'è questa fotonotizia, Geppi giù dal palco, il caso Cucciari, David Di Donatello, San Giuliano e Rai. Insomma, un intrigo perché non condurrà più, scoppia il caso Geppi Cucciari che
come una bufera scompiglia la RAI, premi Davide Donatello fino a lambire niente meno che il Quirinale. I fatti sulla carta sembrano chiarissimi, ma c'è veramente da andare a leggere e cercare poi di farsi un'idea. Attenzione anche qui, caso Bari, un voto per 50 euro, indagato un'assessora del PD e c'è lo strappo di Conte, il campo largo, addio alle primarie. Questo sulla prima pagina della Stampa. La prima del Messaggero, il titolo principale sul Messaggero stamattina: c'è meno fiducia nelle toghe. C'è un'intervista con Nordio, che è il ministro della giustizia. Per i sondaggi 2/3 degli italiani d'accordo con i test psichici. Quando entrai in magistratura l'80% era con noi, e ben vengano gli esami per tutte le categorie. Poi ancora, vedete un po', Rolex Automobili con i soldi della PNRR, truffa da 600 milioni, la finanza maxi sequestra, 22 persone arrestate, la banda usava computer quantistici e anche l'intelligenza artificiale. Possiamo leggere qualcosina in più. Prima hanno lucrato sul bonus facciate, poi si sono inventati un sistema per beneficiare dei finanziamenti del PNRR. Sono 24 le persone colpite da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta della Procura europea su maxi frode da 600 milioni di euro sequestrati dalla Guardia di Finanza. C'era da aspettarselo purtroppo, ed è arrivata la conferma. E poi ancora, vedete, le accuse dalla ONG italiana, attaccati durante un soccorso. La Ionio aiuta migranti, i libici sparano, la Mare Ionio della ONG Mediterranea che è stata praticamente presa. Qui è diverso, qui dice che sono i libici, mentre prima dicevano i tunisini. Noi ieri nel nostro servizio abbiamo detto proprio i libici, infatti. Bisognerà adesso capire che cosa è successo effettivamente, però indubbiamente c'è un problema. Adesso la prima pagina di Avvenire. Il condono è di casa. Questo è il titolo. Bello il titolo, molto bello. Scelto da Avvenire. Salvini lancia un piano di sanatoria di piccole irregolarità, cambi di destinazione d'uso, lista d'attesa e ricorso ai privati, e così i malati denunciano il declino della sanità pubblica. È un altro tema che, diciamo, di cui si dibatte. Poi la fotonotizia: Israele-Iran venerdì ad altissima tensione, una telefonata intanto tra Biden e Netanyahu. Diritto d'asilo spesso violato e spari contro la Mare Ionio. Ancora una volta il vescovo di Civitavecchia dice messa nel CPR, persone non rispettate. Questa è la riflessione che viene fatta stamattina da Avvenire. Il Fatto Quotidiano, eccolo qui, voti PD comprati e Conte se ne va. Sappiamo che il Fatto Quotidiano è vicino al Movimento 5 Stelle, retata a Bari, c'è il marito dell'assessora Dem che lascia. Niente primarie, secondo terremoto giudiziario, il 5 Stelle teme inquinamenti a gazebo e sceglie dunque la Forgia contro il candidato della Schlein. Quindi insomma momento di tensione. Inciuci, Sant'Acché, Italia Twiga e accuse di truffa pure all'Impigi, quindi c'è veramente di tutto, niente sfiducia alla ministra, grazie anche a Renzi e compagni, così scrive il Fatto Quotidiano questa mattina, e mi pare che ci possiamo anche fermare per la rassegna stampa di oggi. Molto bene, grazie Angelo. Adesso diamo subito un'occhiata al tempo, magari se dovete uscire di casa immaginate che sarà bello, ma vediamo se abbiamo la conferma. Poi dopo la crisi della sanità, di cui abbiamo parlato parecchio stamattina, ci sarà l'ordine dei medici di Catania, il presidente dell'ordine dei medici di Catania, il dottor Saggio. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì ancora alta pressione dominante sul nostro territorio, sole infatti assoluto protagonista da nord a sud, solo un po' di variabilità sul nord-ovest ma senza precipitazioni. Vediamo ora nel dettaglio la Sicilia, ampi spazi soleggiati nella giornata di venerdì, al più solo qualche velatura in transito, i venti saranno deboli o regime di brezza lungo le zone costiere con mari calmi o poco mossi. Temperature in ulteriore rialzo con punte infatti intorno ai 22
22-23 gradi. Nel corso della giornata di sabato l'alta pressione si manterrà ben salda, tempo infatti stabile ed assolato, i venti ancora deboli, sempre a regime di brezza lungo le zone costiere, mari calmi o poco mossi. Temperature in ulteriore rialzo con valori da primavera inoltrata, punte massime infatti che potranno andare anche oltre i 23-24 gradi. Ma per tutti i dettagli scaricate o aggiornate l'app gratuita di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 e 19:20 c'è chi la vuole cotta. Eccoci in diretta per parlare della sanità malata, perché è di questo che si tratta, visto che ci sono pochi fondi. Con noi c'è il presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, il dottor Alfo Saggio. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ci sono 14 scienziati italiani che hanno lanciato un appello in difesa della salute pubblica, naturalmente. Oggi abbiamo appena letto con Angelo Gagliano le proteste delle regioni che chiedono appunto che non ci siano tagli, che invece ci sono. Ora io ho un dato, dottore, non so se corrisponde al suo, per cui in Italia noi abbiamo, per la sanità pubblica spendiamo il 9,2% del prodotto lordo, di tutta la ricchezza, diciamo, nazionale, quando il resto d'Europa spende il 10,9%, cioè quasi 2 punti in più di PIL. Questo significa che abbiamo meno soldi degli altri. Corrispondono più o meno i dati? In linea di massima corrispondono, ma con un fatto prognostico negativo, che nel 2025 questa percentuale... Quindi l'anno prossimo? L'anno prossimo scenderà al 6,2. 6,2? Sì, sì, cioè un calo impressionante, dottore. Sì, sì, a differenza di quanto possa avvenire in Francia e in Germania, dove siamo oltre il 10. Appunto, è confermato oltre il 10 ed è la media europea. Allora, entriamo un po' nei dettagli, diciamo, della situazione delle varie strutture di questa sanità pubblica. Innanzitutto gli ospedali vecchi. Un ospedale su 3, dottore, risulta che abbia più di 50 anni e 1 su 3 costruito addirittura prima del 1940, cioè quando ancora c'era la guerra. Perfettamente, questi sono i dati che sono venuti fuori da questa famosa lettera dei 14 scienziati, ma sono dati che sapevamo. Devo dire onestamente, perché dobbiamo essere anche obiettivi, che nella nostra città questa situazione non è così drammatica, perché Catania fortunatamente dal punto di vista di strutture ospedaliere è ben dotata, sia dal punto di vista numerico che dal punto di vista di età degli ospedali, mentre nel resto della Sicilia questi dati sono confermati. Poi c'è anche naturalmente il fatto che grazie al cielo abbiamo proiezioni di incremento dell'aspettativa di vita, per cui ormai siamo passati dal 73,8 modestamente all'83,6, siamo un paese alto reddito e che fa come dire, anche una buona sanità, ma questo mette in crisi poi ulteriormente la sanità, cioè ci fa piacere perché stiamo tutti un po' meglio. Dobbiamo dire che questo vantaggio che abbiamo avuto è dovuto proprio al sistema sanitario nazionale, che dal 78 ad oggi ha prodotto questi effetti, cioè in 10 anni, dal 78 a oggi abbiamo aumentato di 10 anni l'aspettativa di vita. Si faccia il conto che negli Stati Uniti d'America l'aspettativa di vita è 77 anni, quindi 6 anni meno di noi. Ma noi siamo a 83. 83, quindi siamo ben messi, oppure però le previsioni non sono delle migliori. Nel senso? Nel senso che potrebbe diminuire con questa crisi del sistema sanitario nazionale. Proprio per la crisi, e questo è un primo allarme importantissimo, fa bene dottore a sottolinearlo, cioè addirittura possiamo compromettere quello che è un trend, diciamo, una tendenza spontanea. Noi tendiamo a vivere meglio, a vivere di più, e quindi, ma no, siccome abbiamo una sanità deficitaria, e adesso poi vedremo altri dettagli, il rischio è che questa bella speranza di vita si abbassa rispetto alle previsioni, tra l'altro dovuta anche al fatto che dicevamo che evoluzione tecnologica, mutamenti vari sia per le epidemie che per la demografia hanno, come dire, avrebbero comportato incrementi di investimenti che invece non ci sono stati, al contrario sono diminuiti. Ahimè, proprio così. Facciamoci anche un'idea che nel 2050 2 italiani su 5 avranno più di 65 anni
e quasi tutti avranno almeno una patologia cronica, quindi avremo sicuramente un problema assistenziale notevolissimo per quel periodo, che non possiamo affrontare con questa carenza di medici e di infermieri che si può Ora aspettare. arriviamo, adesso poi naturalmente le chiederò qual è il suo parere per invertire la tendenza, ma c'è anche, lei l'ha già accennato, mancano anche gli infermieri, abbiamo una carenza netta, siamo decisamente inferiori rispetto alla media europea, scusi. Sì, si figuri che negli ultimi 10 anni le richieste di partecipazione ai concorsi per i test universitari per infermieri sono dimezzate le richieste e c'è una carenza di 65.000 unità e il rapporto tra infermiere e medico, mentre nel resto dell'Europa è 2,5 per medico, in Italia è 1,4, quindi siamo a metà rispetto agli standard europei. Parliamo un attimo degli infermieri, perché questo secondo lei? Perché l'abbiamo già detto, non è attrattivo il mestiere dell'infermiere. L'infermiere è pagato relativamente poco e deve affrontare una qualità di vita veramente difficile. Turni continui, non c'è Natale, non c'è Capodanno, non c'è festa, eccetera, per cui possa non essere in turno. Quindi il giovane non sceglie di fare la carriera infermieristica. Bisogna renderla più attrattiva anche aumentando chiaramente gli emolumenti. Questo è un primo, una pietra sulla quale non si può discutere. Parliamo dei medici. Qui come si fa a risolvere questa questione? Perché c'è una differenza a quanto risulta fra le urgenze, dove noi siamo all'avanguardia, siamo pronti, ma è proprio così, e il resto. Il sistema sanitario nazionale, che nel 78 è stato istituito dalla famosa ministra Tina Anselmi, aveva creato un sistema solidaristico e universalistico fantastico che ha prodotto quegli effetti che abbiamo detto. Essendo andato in crisi succede quello che sta succedendo, che praticamente l'organico delle divisioni è dimezzato, per cui praticamente in una divisione in cui dovrebbero esserci 8 medici ce ne sono 4 che lavorano per 8, per cui praticamente il sistema non può funzionare. Cosa fare? Una sola cosa si può fare, un piano di assunzione straordinario. Dove si trovano i soldi? Si trovano in ogni caso, perché noi stiamo sperperando tantissimi soldi delle risorse aggiuntive tamponando queste carenze, i famosi gettonisti, eccetera, eccetera. Le faccio un esempio, un mio collega primario di medicina mi diceva che il figlio giovane specialista guadagna il doppio di lui. Caspita! Facendo una notte a Canicattì, una notte a Caltagirone, una notte a Mazzarino e perché no una notte a Verbania o a Gallarate. Questa è la situazione attuale, per cui praticamente andando a tamponare in questo modo non si risolverà mai il problema. Quindi un piano di assunzione stratosferico che deve essere uguale a quel piano di investimento che dicevano i 14 scienziati. Cioè noi dobbiamo investire in un anno 15 miliardi in più. Ne stiamo mettendo solo 2,15. 15 miliardi in più rispetto a quelli stanziati. A quelli stanziati. Per andare negli standard europei medi, cioè Portogallo, Spagna, se vogliamo imitare la Francia o la Germania, vi dico la cifra che dovremmo investire in più è 50 miliardi l'anno. Stiamo parlando di cifre iperboliche. Mamma mia, rispetto a noi c'è distanze lunari. Non lo dico io, lo dicono gli scienziati. Certo, no. Dottore, ma parliamo di una cosa che coinvolge tutti, queste famose liste d'attesa lunghissime, dipendono da questo? Non c'è dubbio che dipendono da questo, dipendono dalla carenza di personale e dalla carenza di possibilità di poter soddisfare queste richieste. C'è da dire, e questo lo sappiamo, e dovrebbe essere risolto in qualche modo, che non c'è il filtro tra il territorio e l'ospedale. C'è troppa richiesta di visite specialistiche, troppa richiesta di prestazioni specialistiche, per cui un sistema anche a regime andrebbe in affanno in ogni caso. Bisogna fare un filtro territoriale per evitare questo... E cosa vuol dire filtro territoriale? Cioè, rinforzare il territorio. Devo dire che il PNRR prevede la costituzione di Casa della Salute, eccetera, in cui, cioè delle strutture intermedie prima tra medico di famiglia e ospedale, per decongestionare il pronto soccorso. Ma ancora siamo nella fase, diciamo, progettuale e non nella fase di effettuazione della faccenda. Nel frattempo però andiamo in crisi perché non abbiamo sufficienti investimenti. Si figuri anche un'altra cosa spiacevole da dire, che praticamente il 40% delle visite specialistiche sono tutte
out of pocket, cioè di tasca propria pagate dai pazienti, non più dal sistema sanitario. 40%, cioè significa quasi la metà delle visite specialistiche. Per evitare le lunghe attese e tutto il resto. Quindi addio servizio sanitario. Da questo punto di vista siamo, difatti come dicevano i 14 scienziati, attualmente il trend è che il servizio sanitario nazionale servirà solo per le urgenze e i grandi interventi, mentre per quanto riguarda la piccola chirurgia, le visite specialistiche e la diagnostica si andrà al regime privato o assicurativo. Per chiudere, dottor Saggio, noi attualmente quanto investiamo e di quanto avremmo bisogno? Abbiamo detto 15 miliardi in più. Dobbiamo investiamo 120 miliardi, dobbiamo mettercene 15, ne stiamo mettendo 2,15. 2 miliardi e 150 milioni nel 24, 2,5 nel 25 e 2,5 nel 26. Questa è la previsione. Ce ne vorrebbero. Devo dire che il governo ha fatto lo sforzo, perché questi investimenti li sta facendo, ma non sono sufficienti. Ce ne vorrebbero 15? 15 per andare a standard. Ma Europa. Quest'anno? Per quest'anno, sì. Beh, ce ne vorrebbero quasi 13 in più, insomma. Direi che ci possiamo fermare qui, come dire, non certamente col sorriso sulle labbra, ma con dei dati molto chiari. Che lo dice Mantovani, Locatelli, il premio Nobel Parisi, eccetera. Non solo, ma argomentato anche dal nostro presidente dell'Ordine dei Medici di Catania, il dottor Saggio, che ringraziamo molto, anche se il quadro non ci ha lasciato col sorriso sulle labbra. Meglio sapere bene le cose. Tra PNRR e qualche altro sforzo potremmo cercare di invertire la tendenza. Di sgrattare qualcosa da quelle parti, quindi speriamo che lo facciano. Grazie molto dottore, buon lavoro, facciamo una breve pausa e poi tra poco ci occuperemo d'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Adesso parliamo di un altro argomento di attualità, soprattutto durante le feste purtroppo. Barbecue, e ci divertiamo tutti, e ustioni, ai noi. Ospite il professor Rosario Ranno, che è primario del Centro Grandi Ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania, quindi di questo sa tutto. L'abbiamo raccontato nel corso dei nostri telegiornali, decine di feriti per questa Pasquetta ustionati, mentre appunto davano vita alla grigliata. In particolare quel gruppetto, vi ricordate forse a Belpasso, ecco, loro questi qui, noi abbiamo detto, senza essere esperti come lei naturalmente, abbiamo detto qui il problema è che usano l'alcol invece di usare che si usa al posto? Ma ci sono tanti presidi utili per questo, che non hanno potere detonante, quindi cere, candelette, oli, che servono a impregnare il carbone e a farlo accendere in maniera tranquilla e serena, in modo da potersi continuare a godere la vacanza e la gioia. L'alcol che fa, dottore? L'alcol ha un potere detonante, come la benzina. Quindi altro non fa che i meccanismi sono diversi d'estate o d'inverno. D'estate attorno al braciere si crea una specie di nuvola che è una bomba pronta ad esplodere, quindi appena arriva la fiamma esplode l'intera nuvola. D'inverno invece è il meccanismo di ritorno di fiamma, cioè il ponte che si crea tra la bottiglietta d'alcol e la fiamma del barbecue, a creare il ritorno di fiamma dentro la bottiglietta e a trasformare l'uomo in un portatore di Molotov. E quindi, ma la maggior parte delle volte purtroppo coloro che vengono investiti non sono gli autori di questo gesto folle, sono gli antistanti, gli astanti, sono bambini, sono il ragazzino più grave che adesso è ricoverato alle grandi ustioni, non era colui che ha fatto il meccanismo, era il compagnetto accanto. E poi c'è, aggiunto a tutto questo, che tenga presente che la paura dell'improvviso dello scoppio improvviso ci provoca una ispirazione legata allo spavento che peggiora perché brucia anche i polmoni, perché inaliamo tutta questa quindi roba. Le ustioni d'alcol, che rappresentano quasi il 50% delle ustioni gravi ricoverati presso i centri ustioni, purtroppo sono quelli aggravati anche da una mortalità più alta, proprio perché la compromissione non è solo legata alle ustioni alla pelle e quindi alle regioni corporee, ma sono compresi anche i polmoni. Perché e questo ovviamente per la paura respiriamo in quella maniera, inspiriamo in quella maniera. Ma diceva anche i più piccoli e quelli che stanno lì a vedere, perché sai, è un momento di gioia, è un momento in cui si aspetta la carne che viene tirata fuori, il pezzettino
senti la cornea che va raggiunta, e quindi i bambini fanno parte della festa e sono davanti a coloro che c'è. Poi il fuoco ha sempre attirato tutti, no? Certo. L'immagine del fuoco ci ha attirato al di là del caldo o del freddo, e quindi questo non c'è dubbio, la festa si trasforma in una tragedia. Mamma mia. Noi da anni ci battiamo anche con i produttori, siamo riusciti a ottenere, l'unica cosa che siamo riusciti a ottenere dal Ministero dell'Industria è che sulle bottigliette di alcol venga messa la targhetta, che è materiale esplosivo e quindi è pericoloso. E vi battete con i produttori in che modo, oltre che così? Allora, in molti stati della regione europea è vietato l'uso di alcol, perché ora facciamoci una domanda: a che serve l'alcol? Non è buono come disinfettante, ormai non lo usa più nessuno perché si brucia. Non è buono come detergente perché non serve, lascia gli aloni. A che serve? Non serve a nulla, serve solo a incendiare le persone. Interessantissima questa cosa, detta da professor Ranno. Cioè, ragazzi, ricordiamoci che l'alcol non serve praticamente a nulla, anzi è pericoloso. Assolutamente sì. Ma se lei va ai supermercati, faccia una cosa, vada a vedere dove è messo. È messo in genere nei detergenti, non è messo nei disinfettanti, perché ovviamente non è per un'altra cosa. L'alcol è incolore normalmente, ma viene colorato di rosa perché sì, rosa, l'idea commerciale, quindi del popolo, è quella che l'alcol rosa disinfetta ed è buono. Se lo facessero bianco o giallo non lo comprerebbe più nessuno. È una sciocchezza enorme. Allora, le chiedo due cose. La prima è, parliamo di salute, allora al posto dell'alcol che si usa? Allora, ci sono delle candelette di cera, basta accenderle, mettere sotto il braciere e fa tutto da solo. Oppure c'è un olio che serve appositamente per il braciere, cioè si imbeve di olio tutto il carbone e poi si ci mette un cerino. Non si esplode, trova ma cammina facilmente? da solo, non fa da solo, fa tutto da solo. Dico, si trova facilmente? Assolutamente, in tutti i supermercati. In tutti. Cioè basta semplicemente andarselo a cercare. Bravo. Ecco, invece per quanto riguarda la salute, con che cosa l'abbiamo sostituito l'alcol? Quello una volta quando tutti i disinfettanti oggi che ci spaventavano. Tutti i disinfettanti oggi sono innanzitutto non bruciore, quindi che le posso dire senza dire nomi commerciali, dal Citrosil al Bialcol, tanto per darne due assolutamente, sì, che sono di uso assolutamente comune, le trovo al supermercato come in farmacia, non bruciano e sono disinfettanti, sono a base di clorexidina. E questi sono nei reparti sanitari? Assolutamente sì, nei reparti sanitari trovi disinfettanti. Disinfettanti, uno deve sapere. Certo. L'ultima cosa, dottore, sono complicate queste cose che hanno avuto questi ragazzi? Allora, le ustioni parliamo dell'ultimo ragazzo giusto per non parlare di tanta altra roba. L'ultimo ragazzo ha un 40% di ustioni, significa che ha tutti e due gli arti superiori completamente circonferenziali, tutta la parte anteriore del torace, il collo, il viso, i polmoni, quindi le vie aeree superiori e quelle polmonari, e poi qualche zona degli arti inferiori. Ma è possibile che un affarino di quel genere... È una Molotov, è una Molotov. Lei ha mai visto una Molotov? È una Molotov. Lei prende, incendia la Molotov e la lancia, e questo è quello che succede, però in mano, davanti a tutti. Mamma mia. È né più né meno che una Molotov. Ma come stanno i ragazzi? Allora, i due erano molto leggere, le abbiamo fatto medicazioni volanti, li seguiamo ambulatorialmente, non sono gravi, tra cui colui che evidentemente. Mentre questo è in terapia intensiva, ustioni, è intubato, è assistita alla respirazione, perché ripeto c'è un danno polmonare importante, quindi aspettiamo che finisca di ritornare alla respirazione spontanea e poi ritornerà da noi. E in questo campo poi, se un giorno lei vorrà, esistono tante novità, ci sono grandissime novità terapeutiche da questo punto di vista. Come diceva il dottore Saggio prima, la medicina d'eccellenza è l'unica che fortunatamente continuiamo a fare in ospedale. Oggi consideri che esiste la coltivazione della pelle, esiste una nuova sostanza che ha rappresentato la grande novità nel campo della terapia delle ustioni, che era quella di... Allora, in due parole, bisognava togliere il più presto possibile i tessuti danneggiati, quelli morti, quelli distrutti dal fuoco. Si tolgono proprio. Bisognava proprio rimuoverli, ma per rimuoverli bisognava farli col bisturi, e allora sì, ci bisognava tanto sangue, il che significava più presto possibile, significava nelle prime 24 ore. Per anni abbiamo pensato, tutti abbiamo detto che lo facevamo nei primi 3 giorni, non era vero, prima dei 7-8 giorni era impossibile, con grandi perdite di sangue. Bene, il gruppo israeliano ha messo una sostanza, ha creato una sostanza che deriva dall'ananas, che in 4 ore, nelle prime 8 ore,
ripulisce totalmente le aree necrotiche distrutte dal fuoco senza neanche una goccia di sangue. Ma grandioso questo. Bellissimo. E poi tenga presente che le culture cellulari, cioè la pelle artificiale non completa, si fa ormai da oltre 20 anni, quindi gli strati più superficiali, quelli che noi chiamiamo cheratinociti, ma è avanzata in maniera molto avanti la creazione dell'intera pelle, cioè l'intero organo, quindi costituito dal derma, dall'epitelio, dai peli, dalle ghiandole sebacee. Giusto per dire una cosa, se si va su Marte e partono un gruppo di astronauti che staranno fuori 5-6 anni, non possono rischiare che questi muoiano, devono avere a disposizione la possibilità di creare organi da sostituire. Caspita. E quindi abbiamo visto come è facilissimo costruire un monotessuto, no? La carne cosiddetta coltivata, cosiddetta, è un monotessuto, è muscolare, non ci vuole niente. Ormai lo fanno comunemente quasi tutti gli staminali, noi ignoranti. Dalle staminali, da quello. E quindi adesso appena avremo la pelle da sostituire, non dico che sarà uno scherzetto, ma sicuramente chi come me ha iniziato 40 anni fa. L'ultima cosa, professore, va bene tutti questi bellissimi progressi che ci riempiono di entusiasmo. Un consiglio in vista adesso c'è il 25 aprile, poi ci sono le altre feste. E noi tremiamo, o quantomeno facciamo facciamo la danza della pioggia, speriamo che piova così non vanno a fare. Allora, divertitevi, ma per favore non usate l'alcol per accendere il fuoco, vi prego. Bene. Grazie al professor Rosario Ranno, che è primario del centro grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania, per le sue importantissime informazioni che ci ha dato. Adesso facciamo una breve pausa e tra poco parleremo di un altro problema di cui abbiamo già discusso stamane con Angelo, la questione della siccità, la mancanza d'acqua, lo spreco dell'acqua e tutto quanto. State con noi, buongiorno Sicilia. Grazie. Come fronteggiare la siccità? Vogliamo parlarne con Salvo Cocina, che è il direttore della Protezione Civile Sicilia. Bentornato. Grazie. La Sicilia, l'abbiamo detto in tutte le salse in queste ultime ore, anche stamattina in rassegna stampa, è già con problemi di siccità e senza acqua. E il governo Schifani, il governo regionale, ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica. Che cosa significa, direttore Cocina? Significa, come lei ha detto, che c'è una siccità in Sicilia che dura non da 6 mesi o 3 mesi, ma dura da 4 anni. Abbiamo da 4 anni in poi un ciclo negativo di precipitazioni. Vengono a mancare ogni anno il 20-30% di precipitazioni rispetto alla media storica. Quindi, questo perché piove di meno? Piove di meno e fa più caldo, e questo l'abbiamo visto anche noi sull'emergenza incendi, ad esempio. Gli incendi sono protratti l'anno scorso fino a ottobre, quindi temperature più alte, Pasqua, eravamo quasi a mare, quindi piove di meno, il tempo è cambiato, il clima desertico africano si sta spostando verso la Sicilia sarà la prima, e anzi è già interessata da questo. Vengono meno correnti fredde dal nord e quindi ci stiamo sostanzialmente. E questa è la famosa desertificazione. È un processo che porta a questo purtroppo, ma comunque sono i dati che ce lo dicono. A seguito di questa mancanza di precipitazioni, gli invasi siciliani, che in alcune zone dell'isola sono essenziali, determinanti per l'approvvigionamento potabile. Mi riferisco al Palermitano, l'area palermitana e l'area del centro Sicilia, Nisseno, Enna, alcune province di alcuni comuni della provincia di Agrigento. In questi comuni vengono a mancare le risorse idropotabili. Non parliamo dell'agricoltura, che già ha avuto danni notevoli, si parla di miliardi di danni, perché purtroppo sui campi o piove o non piove, sui campi di frumento ad esempio abbiamo visto, ma anche in tutte le altre coltivazioni. Mi scusi se la interrompo, è un dato che abbiamo segnalato, danni già accertati per 1 miliardo, previsioni 2,5. Sull'agricoltura i danni sono stati già accertati sulla produzione. E ripeto, ci saranno danni, questi per l'agricoltura, ci saranno anche danni agli impianti arborei. Lo stato di crisi di emergenza nazionale significa chiedere finanziamenti? Si chiede finanziamenti, ma provvedimenti straordinari. La Regione già un mese fa ha attivato la crisi regionale. Esistono 2 livelli di stato di emergenza, uno regionale e uno nazionale. Il governo Schifani ha già attivato, su proposta nostra e dell'autorità di bacino, che è l'autorità che regola
i flussi idrici, i grandi flussi idrici nella Sicilia, e il Dipartimento dei Rifiuti ha già dichiarato stato di emergenza regionale. Sono state avviate diverse misure, tra queste il razionamento. Abbiamo in questi scenari di Palermo, soprattutto Palermo comincia oggi, mi pare, se non sbaglio. Cosa? Palermo comincia oggi, in queste ore, insomma. Palermo comincia oggi a misure di razionamento, ma già le aveva avviate un mese fa. Addirittura Sicilia Acque, che è il gestore di sovraambito che gestisce molti comuni della Sicilia centrale e si approvvigiona dal Fanaco, Castronuovo Sicilia e da Ancipa, di Ancipa, che è tra Catania e Enna, anzi è su Enna, ha già effettuato dei razionamenti. Grazie a questi razionamenti la vita utile dei serbatoi è stata allungata, ma parliamo di settembre per il Fanaco, di dicembre e gennaio per l'Ancipa, quindi se non dovesse piovere sarebbero guai seri, così come non pioverà in modo eccessivo, anche volendo prevedere le previsioni delle piogge medie cadute da aprile, maggio, giugno fino a settembre, ma sono quantità che non riuscirebbero a riempire i bacini. A fronte di questo, quindi non capiamo niente di tutte queste cose, forse la soluzione potrebbero essere i dissalatori. È vero? È una soluzione strutturale seria legata al fatto che purtroppo l'acqua dal cielo comincia a mancare, dobbiamo prendere atto di questo e quindi bisogna ricorrere a fonti quali dissalatori. Tenga conto che in Sicilia c'erano 3 grandi dissalatori che sono stati dismessi 10 anni fa, e erano i siti di Trapani, Paceco, Gela e Agrigento. Quindi già ci sono? No, sono dismessi, ci sono i siti, sono dismessi e non funzionano da 10 anni perché erano dissalatori che costavano tantissimo. L'acqua dissalata costa tanto quando doveva essere prodotta col gasolio. Oggi ci sono sistemi con combustibili fossili, oggi ci sono sistemi con l'energia alternativa, produzione energetica con pannelli fotovoltaici, per cui i costi possono essere abbassati, ci sono anche tecnologie più performanti. Quindi da quelli dismessi a oggi c'è qualcosa che funziona? C'è stata un'evoluzione tecnologica, la Sicilia ha abbandonato i dissalatori, però oggi si sta votando di riattivarli. Infatti nelle misure che noi stiamo prevedendo di concerto con tutti gli enti della regione, ripeto, così come l'ha varati la giunta regionale l'altro ieri, ci sono una misura importante, il ripristino di almeno 2 dissalatori, perché ripeto, tra le altre misure possiamo anche riparare gli invasi che attualmente non riescono a contenere l'acqua che dovrebbero contenere, ma sono misure strutturali per i quali occorrono anni, sono state già avviate anni fa e ancora devono completarsi. È difficile intervenire sulle dighe, e però se l'acqua non viene dal cielo non servono a niente. Quindi i 2 dissalatori dove sono? Sono 3, Trapani, Paceco, quelli dove erano prima, dove erano i siti? Sono dove erano prima, ripeto. Cioè, Trapani, Paceco? Trapani, Paceco è lo stesso, Gela, area industriale Eni, dentro l'area industriale, e poi Porto Empedocle. Ecco. E lì a che punto siamo? Lì sono dissalatori dismessi, già il Dipartimento Acqua e Rifiuti con Sicilia Acqua hanno fatto i primi sopralluoghi per valutare i costi e i tempi, e non sono però tempi brevi, quindi nelle more di realizzare questi dissalatori si provvederà con sistemi diversi. Stiamo vedendo esattamente dei dissalatori mobili, cisterne, approvvigionamento con navi cisterna, che è quello che oggi è adottato per alcune delle isole Eolie, ad esempio. E poi campagne di riduzione degli sprechi, interventi anche strutturali sulle reti. Tenga conto che, come in Italia, anche in Sicilia forse di più, c'è una quantità di acqua notevole che viene perduta nelle tubazioni e nelle condutture. Spesso anche noi. Chiaramente la condizione in cui siamo oggi non è una condizione nata oggi, che viene determinata oggi da mancanza di pioggia, ma i problemi sono strutturali che vengono da decine di anni fa. Provvedere agli sprechi, ma questi sprechi da cosa sono determinati? Lei è la persona giusta che ci può dire cosa di causa. La Protezione Civile ha una competenza generale, in questo momento sta facendo da coordinamento tra tutti gli enti interessati, ma guardi, il primo problema principale della Sicilia, così come in Italia, tenga conto che in Italia c'è una cabina, c'è un commissario per l'emergenza idrica, una cabina di regia per l'emergenza idrica, non da ora, da mesi. Purtroppo in Sicilia ancora i risultati non si vedono. E hanno individuato come causa, una delle cause importanti, la frammentazione della gestione. Noi dovremmo avere 9 enti a gestire l'acqua.
In provincia di Catania ne abbiamo decine e decine. Quindi manca un coordinamento, mancano delle reti, diciamo, di ampio respiro, manca una politica comune, e questo è il problema. Gli ambiti sono governati in modo unitario a Enna, a Caltanissetta, oggi ad Agrigento, ma tenga conto che Catania ha un problema serio anche che si combatte sulla carta bollata, Messina non ha un gestore unico, Trapani pure, Palermo ha l'AMAP che gestisce quasi la metà della provincia ma non ha un gestore unico, quindi è un problema che è, diciamo, organizzativo, è lì il problema, ma come in altre parti d'Italia, ed è poi un problema strutturale. Il problema qual è? Che nel momento in cui decidiamo di spingere l'acceleratore per fare delle opere ci troviamo di fronte a una mancanza di governance, cioè non c'è un soggetto che decide, e per questo nasce l'esigenza di chiedere allo stato di emergenza un commissariamento speriamo ancora più efficace di quello che è stato fatto a livello nazionale. E quindi andiamo verso il commissariamento? Andiamo verso il commissariamento, sarà individuato come di prassi il Presidente della Regione o un suo delegato, con poteri anche derogatori, perché tenga conto che oggi, come tutte le opere pubbliche, a causa del quadro normativo, che si dice che viene semplificato, ma di fatto è sempre più complesso, un'opera pubblica ha bisogno di 5-10 anni per la realizzazione. 5-10 anni? Sì, sì. Questi sono questi tempi, a meno di opere che si fanno in regime di emergenza veloci, che si possono concludere in 2-3 anni. E questo piano comunque che abbiamo presentato alla Giunta è stato approvato, e quindi inoltre da Roma prevede sia interventi a medio termine e brevissimo termine che interventi a lungo termine, perché è chiaro che noi possiamo agire ora per tamponare l'emergenza, ma il problema strutturale va visto, resta, e quindi deve essere risolto una volta per tutte. Direttore, qua abbiamo detto dissalatori mobili, commissariamento da un punto di vista organizzativo di sistema, commissariamento con un'autorità unica che possa coordinare tutti gli interventi e dare una logica a tutti gli interventi, una campagna di informazione e di sensibilizzazione della popolazione. Tenga conto che pur arrivando l'acqua alle case sappiamo tutti che c'è uno spreco anche, uno spreco o un uso improprio. Certamente nei prossimi mesi verrà difficile consentire l'utilizzo dell'acqua per l'irrigazione dei giardini privati. Addirittura? Sì, perché se si va a un razionamento, sia pure a macchia di leopardo, la Sicilia non è tutto uguale. Queste aree, le aree critiche oggi sono e saranno domani quelle della Sicilia centrale, il Nisseno, l'Agrigentino, l'Ennese, un'area del Palermitano, ma Catania non ha ancora segni di crisi. Il Messinese ancora non ha segni di crisi, così come il Ragusano e il Siracusano. È chiaro però che soprattutto nel Messinese possono intervenire crisi locali, perché lì il sistema non ha una rete unica collegata, ma c'ha tanti piccoli sistemi di approvvigionamento gestiti localmente dai comuni, e questo è il problema a cui accennavo poco fa, quindi della mancanza di una visione unitaria. E quindi si stanno proponendo queste attività distinte nel medio termine e nel lungo termine per mitigare la crisi. Questo fenomeno non è nuovo in Sicilia, abbiamo avuto una grande crisi nel 2002, ricordiamolo, che ha provocato danni alla zootecnia, molti animali morti, perché nell'agricoltura c'è il danno alla produzione, ma lo scenario, qualora dovesse perdurare, vedrà anche l'impossibilità in certe aree, naturalmente non in tutte, di dare da bere agli animali. E quindi in questo senso già si sta provvedendo a un piano con le autobotti. Con le autobotti? E quindi, ma questi autobotti possono anche arrivare dall'estero? Guardi, noi abbiamo chiesto a Roma l'attivazione dello stato di mobilitazione nazionale, si chiama per questo, perché abbiamo esaurito tutte le risorse in Sicilia, o comunque pensiamo che saranno esaurite. Abbiamo fatto un censimento tra i comuni, abbiamo circa 150 autobotti più centinaia che sono però nella disponibilità della forestale e dei vigili del fuoco, ma ricordiamo che abbiamo gli incendi. Certo. E quindi quelle autobotti dei corpi preposti a spegnimento di incendi non possono essere utilizzate per il potabile. Abbiamo chiesto l'intervento di Roma o addirittura della Comunità Europea, perché c'è un meccanismo di soccorso doveroso, istituzionale, basato sul concetto di sussidiarietà, per cui se la Regione o il Comune non riesce a mobilitare i mezzi necessari sarà la Regione, se la Regione non riesce sarà lo Stato se non riesce può chiedere il concorso dell'Europa, si chiama meccanismo europeo. È stato attivato per grandi calamità, potrebbe essere attivato, spero che non lo sia. Tenga conto che una situazione di crisi più forte della nostra c'è in Spagna.
Direttore, per chiudere, a che punto siamo di tutto questo quadro, come dire, certamente non allegro? Siamo in un punto in cui ancora, se dovesse piovere, potremmo tornare indietro. La nostra è una misura preventiva e precauzionale, cioè ci stiamo preoccupando per quello che potrà accadere in estate. Non siamo in crisi in moltissime delle regioni, ci sono alcune aree della regione in cui già ci sono le riduzioni, ripeto, sono l'area del Nisseno e da oggi mi pare il Palermitano. Sì. Quindi la nostra è un'azione, giustamente si parla di prevenzione, preventiva, risparmiando l'acqua oggi potremmo averla disponibile per tutta l'estate e avviando gli interventi subito, diversamente sarebbe tutto inefficace. Quindi è importante ed è bene che sia stata fatta questa iniziativa di prevenzione. Grazie al dottor Cocine, che è il direttore della Protezione Civile della Sicilia, e insomma il quadro è questo qua, lo seguiremo con i nostri telegiornali e con Buongiorno Sicilia giorno per giorno, perché non è aria allegra. Facciamo una pausa, guardiamoci l'almanacco, dai, coraggio. Oggi è la giornata mondiale contro le mine. 30 anni fa un movimento di attivisti si unì con un obiettivo comune: lanciare una campagna globale per il bando delle mine anti-uomo. Il loro impegno ha portato a risultati straordinari. Grazie a questi sforzi più di 55 milioni di mine sono state eliminate e oltre 30 paesi sono stati dichiarati liberi da questi ordigni pericolosi. Vincere un Oscar non è solo un onore immenso, ma sembra anche allungare la vita. Uno studio dell'epidemiologo Donald Redelmeier ha rivelato che gli attori premiati vivono in media più a lungo rispetto a quelli nominati ma non vincitori. Un Oscar potrebbe quindi non solo arricchire la carriera, ma anche regalare anni di vita. Perché si dice avere la voce stentorea? L'espressione deriva da Omero, che ci racconta di un principe greco, Stentore, noto per la sua voce potente come quella di 50 persone. Oggi la usiamo per descrivere una voce molto forte e fragorosa. Voce convincente, più che forte e fragorosa, quella di Marco Amato, che è lì alle prese con la sua bella tazzina di caffè. Vediamo oggi di che si tratta. Ciao Marco. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ma ne vedo più di una, perché questa qui che hai in mano è floreale e sotto c'è qualcosa. Vediamo che è. Che è l'occhio magico, che è? No, sono optical. Oggi è tutto dedicato agli anni 70. Ah, hai capito, non te ne lasci sfuggire una. Allora, racconta. Allora, come da tradizione, il venerdì descriviamo un po' il weekend zodiacale, ma oggi è un giorno speciale. Di rosso vestito vi annuncio che la bella Venere oggi entra in Ariete. Esce dal segno zodiacale dei Pesci, dove ha la massima potenza. Vi ricordate che Venere nasce proprio dalle acque, dalla sfuma delle onde che si infrangono sull'isola di Cipro. Tant'è vero che uno dei suoi epiteti è che è la bella Citerea, appunto. Botticelli la rende magnifica. Venere di Botticelli, che bella. È un quadro meraviglioso, è proprio la dea dell'amore che nasce dalle acque. Oggi cambia decisamente carattere, perché in Ariete incontra il suo amante Marte. Vi ricordate che nel mito zodiacale Venere andò in sposa a Vulcano, ma siccome Venere irrequieta e un po' monella la tradiva con Marte, creò una rete dorata che imprigionò i due amanti e sposa il pubblico ludibrio olimpico. Ecco, la Venere in Ariete è più simile a questo genere di Venere, perde un po' di dolcezza, ma è una Venere connotata come una Venere d'avventura, inizio, assolutamente evolutiva e tutta tesa e protesa a rincorrere le passioni. Passioni quindi che diventano emblema dei segni di fuoco, e in particolare chiaramente l'Ariete. Cari Ariete, appunto ho detto nelle altre settimane che rincorrevate un amore, una passione. È arrivata Venere, finalmente non è più una corsa, una ricorsa, è una certezza. Quindi finalmente l'Ariete
inizia ad amare. Il leone invece, che aveva degli alterchi con il partner, oggi finalmente con un bellissimo trigono ristabilisce la sua dote affettiva. Il leone è molto protettivo in amore e la bella Venere gli ricorderà che il suo territorio non solo va difeso, ma va anche curato con felina sensualità. E i leoni in questo sono bravissimi. Il Sagittario, che invece doveva eliminare tutta una serie di dipendenze dal passato e dimenticare, voltare pagina, girare un po', un giro di boa rispetto alla sua vita sentimentale, con questo trigono di Venere finalmente ce la fa. Quindi, cari Sagittario, è il primo pianeta che sta ruotando in una maniera diretta. Ricordo che in Ariete c'è anche il Sole che dà energia ai segni di fuoco, ed anche Mercurio, comunicazione. Mercurio però è entrato in moto retrogrado, quindi è un Mercurio che per adesso non funziona. Cosa fanno i Terra? Toro, Vergine e Capricorno. Il Toro perde l'appoggio di Venere in Pesci, quindi il Toro è un segno di Venere, è un po' in defiance proprio perché Venere si sposta nella sua 12ª casa, quindi ci sono un po' di dubbi, di contraddizioni, di aspettative per il Toro in amore che dovrà risolvere il partner. Per la Vergine invece una buona notizia è il fatto che uscendo dai Pesci Venere smette di essere contro, non è più opposta. Quindi, cari Vergine, ora potete vivere quelli terreni in cui non siete talmente oberati da non avere tempo per l'amore, ma guardare bene intorno a voi e fare un computo degli affetti alla ricerca di un nuovo affetto. I Capricorno invece vivono una Venere di quadratura, per cui per quanto l'oroscopo di Capricorno sia ottimo, la Venere in quadratura può creare un pochino di dissapori tra i legami, gli accordi. Vi ricordo che Venere è anche il pianeta della piccola fortuna, della pelle e della salute. Quindi, cari spaccani Capricorno, dovrete un po' curare meglio tutte queste aree. Cosa fanno gli Aria con questo transito? Gemelli e Acquario ne godono tantissimo, perché Venere in Ariete significa un bellissimo sestile per Acquario e Gemelli. I Gemelli ne avevano tanto bisogno proprio perché hanno bisogno di riscoprire comunicazione e affetto e si sentono maggiormente confortati e rassicurati. L'Acquario, che invece tende molto a fuggire dall'amore, si ritroverà invece una compagine di affetti e attenzione alla quale proprio non può dire di no. Qualcuno forse riesce a mettervi il sale sulla coda. La comunicazione affettiva è carismatica, quindi, cari Acquario, dateci dentro. Un po' meno Bilancia, proprio perché i pianeti in Ariete sono automaticamente opposti alla Bilancia, e Bilancia è un segno di Venere. Cosa vuole dirvi il vostro astro in opposizione? Con un astro in opposizione il problema è assolutamente davanti, è ineludibile, è palese. Quindi, care Bilancia, ricordatevi che nonostante la vostra compassata eleganza e il vostro senso di giustizia, siete fatti per amare. Quindi concentratevi un po' meglio sull'amore, che è un'area un po' troppo trascurata per adesso nelle vostre vite. E per ultimo i segni d'acqua. I segni d'acqua si depotenziano un po' con questo transito, proprio perché Cancro, Scorpione e Pesci godevano di una Venere in Pesci alla massima potenza. Cosa succede quindi? Il Cancro ha una Venere adesso di quadratura, quindi il Cancro deve un po' riflettere su quanto preme, su quanto pressa in amore, su quanto chiede al partner. Forse a volte la vostra avvolgente dolcezza potrebbe risultare un po' soffocante, quindi un attimo di calma al partner. Scorpione, dopo aver goduto bellissimo trigono, lo Scorpione per adesso dovrà sacrificare un pochettino il tempo degli affetti per dei progetti nuovi e per una nuova concentrazione ambiziosamente lavorativa. I Pesci, che hanno goduto di una Venere alla massima potenza, adesso se la ritrovano in seconda casa. Cosa significa questo? Che tutta la filosofia e il sentimento fatto adesso diventano realtà. I Pesci, la buona notizia è che Venere, in quanto pianeta della piccola fortuna in seconda casa, porta danaro. Quindi, cari Pesci, auguri. E detto questo, vi auguro un magnifico weekend con le mie tazzine anni 70 e con un weekend tutto dance e mi godrò. Ci rivediamo lunedì. A lunedì, buon weekend a te, grazie Marco. Allora, diamo un'occhiata ancora ai quotidiani. Veloce, parliamo di intelligenza artificiale a pagamento. Pensa un po', Google ha la grande svolta, l'intelligenza artificiale a pagamento nel motore di ricerca. Allo studio un abbonamento per usare le funzioni di Gemini. Insomma, bisognerà pagare.
Intanto noi vi auguriamo, insieme con Marco Amato un minuto fa, lo facciamo adesso, buon weekend a tutti! Buon weekend a tutti! Anche oggi vi proponiamo alcuni eventi imperdibili per questo fine settimana. Vi raccomando di prendere nota per non farvi sfuggire nulla. Sul palco del Real Teatro Santa Cecilia di Palermo arriva la stella internazionale del basso elettrico King Glick, con il concerto dal titolo Real Life, che va in scena venerdì 5 e sabato 6 aprile alle 19 e alle 21:30 e domenica 7 aprile alle 17 e alle 19:30. Ad appena 11 anni King suonava nella band di famiglia. A 18 era leader di un proprio gruppo e 2 anni dopo, quando nel 2017 sbalordisce anche il pubblico palermitano. Un punto di incontro tra le eccellenze di 2 città siciliane, il cioccolato di Modica e il vino di Alcamo. Torna il Choco Wine Fest, la manifestazione nata con l'obiettivo di creare e promuovere attività che possano contribuire allo sviluppo artistico del nostro territorio. Si svolge quest'anno dal 5 al 7 aprile ad Alcamo. Apre il tour con 3 date in Sicilia Anna Castiglia, cantautrice catanese classe 98. Sui palchi con la sua band in attesa del primo album. La cantautrice, che vive a Milano dove studia canto pop rock al Conservatorio Giuseppe Verdi, arriva il 6 aprile al Retro Nouveau di Messina. Pippo Pattavina, atteso protagonista al Teatro ABC di Catania per il nuovo appuntamento della stagione di prosa a Turiferro, da giovedì 4 aprile va in scena con Pensaci Giacomino di Luigi Pirandello, in un nuovo adattamento firmato dal regista Guglielmo Ferro. In questo weekend apre un luogo magico in cui perdersi tra inganni della mente, illusioni ottiche e giochi di prospettiva. A Palermo finalmente nasce un nuovo museo che unisce la passione per la scienza dell'ottica alla curiosità e al divertimento, attraverso giochi di illusioni e percezioni visive, installazioni e stanze in cui sembra essere nel Paese delle Meraviglie. Parliamo di Città delle Illusioni, il nuovo spazio di circa 400 metri quadrati che sorge a pochi passi dalla chiesa di San Giovanni degli Eremiti e che è pronto ad accogliere grandi e bambini nel magico mondo delle illusioni ottiche. Ci risentiamo venerdì prossimo per darvi altri appuntamenti. Ancora buon weekend a tutti e adesso un piccolo salto nel passato. Sì, 5 aprile 2012, la facciamo breve. Negli Stati Uniti il presidente Barack Obama, che cosa fa? Promulga il Jobs Act, anche Renzi replicò questo provvedimento in Italia, che fu però un mezzo fallimento. E chiudiamo la puntata con Giovanotti e Ragazzo Fortunato. Eccolo qua, il singolo pubblicato nel 6º album del cantante romano Lorenzo 1992, racconta i continui alti e bassi emotivi di Giovanotti, attraversati anche dall'amore per una donna a cui non riesce a stare dietro, e non è l'unico mi pare. Comunque è ancora un pezzo suonatissimo in radio, nelle discoteche e proprio nel live di Giova. Quindi ascoltiamo la sua performance al 30° Festival del 93 e con questo vi lasciamo e vi diamo buon appuntamento con un buon weekend a lunedì prossimo. Ragazzi fortunati, buongiorno Sicilia.